Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra nuova puntata di 7 in punto. Quest'oggi dedichiamo tutta la puntata a un argomento di cui forse si dovrebbe parlare un po' di più, perché sono migliaia le persone scomparse e migliaia le famiglie che le stanno attendendo e che hanno moltissime speranze di ritrovarle. Ed oggi appunto parliamo di questo argomento, le persone che scompaiono e come il nostro Paese si sta muovendo per dare a queste famiglie degli strumenti per avviare le ricerche velocemente, per riuscire anche in situazioni molto complesse, come quando avviene una scomparsa per esempio in un paese lontano. Proprio in questi giorni stiamo raccontando il caso della morte di un volontario friulano in Burkina Faso. Ecco, per queste famiglie ci sono tantissime difficoltà, come ci sono anche per chi invece vede sparire un proprio familiare, magari una persona anziana, e non ha più nessun tipo di riferimento. Vi presento subito i nostri ospiti. Oggi ne avremo numerosi, perché saranno con noi anche alcuni familiari di persone scomparse, persone venete scomparse, ma abbiamo il presidente nazionale dell'associazione Penelope che per prima, diciamo, ha voluto rappresentare queste famiglie che non avevano di fatto una voce. Saluto quindi Antonio Maria La Scala, presidente dell'associazione Penelope, e saluto anche Romolo Guernieri, che è venuto a trovarci e che tutti ricordiamo il caso della famiglia Durante, scomparsa con un aereo precipitato a Los Roques. È un caso che ha aperto molti fronti internazionali, soltanto prima di tutto per conoscere cos'era successo e poi ancora adesso per recuperare il relitto. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, entriamo subito nel centro della questione, raccontando al nostro pubblico quelli che sono i numeri, che sono impressionanti, credo, e non a tutti noti, delle persone di cui non si ha più notizia, in Italia ma anche qui nel Veneto a nord-est. Allora sì, secondo la relazione semestrale che fa il commissario di governo per le persone scomparse, siamo arrivati a 37.000 scomparsi dal 1974 ad oggi. Va precisato che più della metà sono stranieri e questo succede perché ovviamente con tutti i flussi migratori che abbiamo sul nostro paese, molti di costoro arrivano e poi si allontanano volontariamente per raggiungere altri paesi europei, quindi formalmente sono scomparsi, ma probabilmente, ce lo auguriamo, stanno bene, stanno in salute altro paese, in qualche altro parliamo paese. Comunque di almeno 10-15.000 persone. Certo, che mancano all'appello. Certo, mancano all'appello circa 10-12.000 persone italiane, diciamo. La cosa più grave di questi è che circa 2.000 sono bambini italiani. Parlo sempre ovviamente di dati italiani. Le cause sono le più diversificate, però il problema principale è stato che per 80 anni non se ne è occupato nessuno. Non è interessato a nessuno perché probabilmente questi casi venivano sin dall'inizio considerati allontanamenti volontari oppure di persone anziane che avevano psicopatologie, quindi come tali non fatti costituenti reato, e questo ha fatto sì che le istituzioni non prendessero sul serio il fenomeno. Per le famiglie però invece queste sono cose molto serie e sono cose che lasciano un segno profondo nel cuore, perché un conto è elaborare un lutto sostanzialmente e un conto invece è avere a che fare con una scomparsa misteriosa, con un niente davanti. Non c'è dubbio, perché come dico sempre, qualunque morte o malattia consente al familiare del morto o del malato di poter materializzare il dolore. Purtroppo per un familiare di persona scomparsa significa impazzire, perché non sapere più un proprio caro che fine ha fatto, dove possa essere, e non ha neanche il diritto eventualmente di poter mettere un fiore sull'oculo, cosa che il familiare di una persona deceduta ha. Quindi gli viene tolto persino il diritto di piangere un proprio caro, perché noi parliamo di gente che è scomparsa da 30, da 15, da 20 anni e di cui persone, attenzione, normalissime. Non stiamo parlando di pregiudicati, persone che per altre questioni possono essere scomparse, parliamo di persone normali, famiglie come noi, scomparse nel nulla per le più svariate ragioni e non si è mai saputo nulla. Noi le nostre idee ce le abbiamo, siamo convinti che molte sono sicuramente frutto di fenomeni anche criminali. È questo che le volevo chiedere, chi sono queste persone? Perché è vero che una percentuale sarà collegata al volontario allontanamento di alcune persone che vorranno scomparire,
Ma tante altre, magari dietro tante altre si nascondono delle storie brutali, delle storie La maggior parte violente. non si vuole allontanare. Questo è stato un altro dei tanti errori commessi da chi aveva il dovere e l'obbligo morale di disciplinare questo fenomeno in maniera seria, perché con l'allontanamento volontario non parte nulla, perché se uno si vuole allontanare nessuno lo può cercare. Il problema è che in quei dati che le ho detto abbiamo 2000 anziani affetti da psicopatologie. Parlare di volontario, una persona incapace di intendere di volere o che ha smarrito la memoria, non so come possa avvenire, eppure questo è accaduto. Cioè noi abbiamo le denunce dove è scritto allontanamento volontario in presenza di psicopatologie. 2000 bambini, anche di 4, di 5, di 6 anni, dubito che si possano allontanare volontariamente. Sì, si può essere allontanato dal cortile di casa mentre giocava, sicuramente è volontario, ma a 5 anni diventa un po' difficile. Sono stati sicuramente vittime purtroppo di fenomeni criminali. Poi abbiamo quasi 200 donne scomparse l'anno negli ultimi 40 anni e moltissime di queste, vedasi Guerina Piscaglia, di recente è stato condannato a 27 anni di reclusione il sacerdote di colore per omicidio, Roberta Ragusa, Elena Ceste, la Cristina Gollinucci, ne abbiamo tantissime di ragazze scomparse nel nulla e sono sicuramente vittime di femminicidi. Sono femminicidi, siccome non si trova il corpo è molto comodo dire che non si tratta di omicidio. Per fortuna per noi c'è stata questa importante sentenza dove Panelope, tra l'altro, era parte civile, quella di Guerina Piscaglia, perché lì non è stato trovato. Eppure il sacerdote è stato condannato per omicidio e occultamento di cadaveri. Quindi finalmente è passato anche il principio che laddove non si trova il corpo non si esclude in automatico l'omicidio. Quindi a Padova lei saprà benissimo, abbiamo questo caso dell'Isabella 90 che ci assomiglia molto, nel senso... Anche lì stanno in carcere per omicidio e occultamento di cadaveri, però il corpo non è stato trovato. Quindi voglio dire, la stessa storia. Quindi in realtà gli allontanamenti volontari sono veramente pochi rispetto, perché se consideriamo volontario un handicappato, una persona psicolabile, una persona con gravi deficienze psichiche, un minore o una donna uccisa, e allora probabilmente io non ho capito nulla di quello che accade. Volevo parlare anche con Romolo Guarnieri, perché per voi, diciamo così, una famiglia normale che si trova a vivere una tragedia terribile come la scomparsa di tanti familiari insieme, come è successo nel vostro caso, e deve trovare anche la forza per combattere 100.000 battaglie. Avete trovato senz'altro la solidarietà del Paese in tanti momenti, ma in tanti altri avete dovuto essere voi i primi a dover fare pressioni perché il Paese si muovesse e cercasse di capire la verità prima di tutto. È difficile, poi purtroppo siamo incappati in un paese, il Venezuela, che è quello che è, invece di migliorare peggiora. È una situazione politica molto dura, con scontri violenti. Molto difficile. Sembra che si stia... Ecco, ci spieghi cosa sta succedendo adesso, perché a distanza di tanti anni ancora il relitto è rimasto in fondo al mare. Ma diciamo che il governo italiano ha messo a disposizione una certa cifra per il recupero del relitto, e come ha fatto quando c'è stato per l'individuazione. Adesso il relitto si sa esattamente dov'è, che è in fondo al mare a 970 metri, e aspettiamo, noi adesso abbiamo fatto richiesta di avere un colloquio con l'ambasciatore venezuelano, attendiamo una risposta. Ma siete fiduciosi che avvenga? Beh, se non fossimo fiduciosi non avremmo fatto niente, è logico che la fiducia ci sarà sempre, la speranza, a me mi hanno sempre insegnato che è l'ultima a morire. Si spera, è tutto là. Ecco, cosa significa per voi, cosa significa questo recupero di questo relitto? Perché... Significa innanzitutto portare a casa i nostri cari, poterle dare una degna sepoltura, fare una tomba, portare un fiore, una preghiera, avere i nostri cari, insomma, ecco, è tutto là. E poi anche dovrebbe, recuperando l'aereo, si dovrebbe anche capire qual è stata la causa esattamente di questo incidente aereo, chiamiamolo incidente. Questo che ha detto lei, chiamiamolo incidente, è quello che molte famiglie spesso dicono, no? La verità ufficiale e la verità che la famiglia sente nel cuore è anche quello che credo vi dia la forza per combattere, il fatto di sentire all'interno del cuore che la verità è un po' diversa. Sentendo
i tecnici, gente esperti di aeronautica e di aerei. Sembra che sia impossibile che i due motori si siano spenti tutti e due contemporaneamente, è una cosa che non è mai successa, però non si sa. Non si sa. Poi la faccenda che il numero dei passeggeri ufficiale era uno, invece l'ufficioso era un altro. Ci sono tante contraddizioni. Ci sono tante contraddizioni. Che ancora non hanno trovato una risposta. Voi sperate che da questo colloquio con l'ambasciatore emergano anche particolari nuovi? Noi speriamo che gli elementi nuovi dovrebbero sorgersi recuperando l'aereo, recuperando. E i mezzi e la possibilità, ci sono i mezzi per recuperarlo. In questi 8 anni, qual è stato il momento più difficile? Quali sono state le cose più dure per voi da superare? Le cose più dure sono state, prima, riuscire a fare in maniera che venga realizzata la ricerca, che ci sono stati un sacco di anche incidenti, storie varie, e farsi sentire, tenere vivo questa cosa, perché non è facile, non è facile. Dicevamo prima con il presidente nazionale di Penelope, non è, già adesso gli strumenti a disposizione sono un po' migliorati, ma per queste famiglie è stata una guerra veramente pesante, è entrata da pochi anni in vigore una legge che dà una mano e che parla di persone scomparse, come da pochissimo tempo ci sono le banche dati che danno un supporto sostanzialmente, sì. Prima anche del vostro intervento che da tanti anni portate avanti non c'era quasi niente per queste famiglie. Io direi niente. Penelope in questi 14 anni ha avuto un ruolo importante, perché Penelope è stata dietro alle istituzioni perché ottenesse una legge propria che si occupasse finalmente degli scomparsi e risolvesse alcuni dubbi giuridici. I più importanti sono, come diceva lei, la legge 203 del 2012, che prevede 3-4 novità importanti. La prima, l'immediatezza della denuncia. Finalmente questa leggenda, perché era una leggenda che bisognava aspettare 48 ore, 24 ore e che purtroppo qualcuno mi riferisce ancora, qualcuno dei familiari mi dice ancora che da parte di alcune istituzioni ogni tanto li si manda indietro, gli si dice no signora deve aspettare 24-48 ore. Oggi coloro che dicono questo devono sapere che è un reato, rifiuto in atti d'ufficio. La denuncia va presa nella immediatezza, poi saranno tutte le autorità competenti a valutare la fondatezza o meno. Se una persona si diverte a fare denunce false risponderà di un reato, però nessuno può sindacare ab origine la fondatezza di una denuncia di scomparsa, che va presa nella immediatezza. Questa è la prima conquista. È una conquista importante, è importantissima. Anche perché in qualsiasi tipo di reato si sa che le prime ore sono quelle fondamentali. Sono quelle per una ricerca se mi togli le prime 48 ore è la fine. Poi la cosa importante è che è stato individuato nella prefettura, quindi nel prefetto, l'organo che deve coordinare sotto il profilo amministrativo le ricerche. Quindi un ruolo di centralità ai prefetti, e questa è un'altra cosa importantissima. Ancora fondamentale la possibilità che la denuncia di scomparsa la faccia un non parente, un non familiare. Quindi il vicino di casa che dopo vede, si accorge che il proprio vicino non risponde più al telefono, non risponde alla porta, la macchina è parcheggiata giù, non dà segni di vita, può lui chiamare tranquillamente le forze dell'ordine che hanno ancora una volta l'obbligo di intervenire per vedere se è successo qualcosa. Quindi sono una parte delle conquiste che volevamo, però dobbiamo ringraziare Penelope che in questi 14 anni, quindi anche chi mi ha preceduto, ha fatto sì che questa legge potesse essere ovviamente legge. Poi abbiamo, come diceva prima, le banche dati. Questa è stata un po' una vergogna, perché la legge sul DNA, che istituisce la banca dati del DNA in Italia, è una legge del giugno 2009, cioè che da 7 anni era in vigore. Richiedeva un anno per la sua attuazione, è stata resa finalmente esecutiva a giugno del 2016. Vogliamo spiegare che cos'è, perché certo. Ovviamente è una cosa anche abbastanza macabra da dire, ma ci sono tantissimi corpi che giacciono senza nome negli obitori. Tra obitori e cimiteri ci sono oltre 2500 cadaveri non identificati. Un'altra vergogna istituzionale, perché non è possibile che un paese civile consenti che ci siano 2500 cadaveri che sono scomparsi anche da morti, non solo da vivi, anche da morti, non hanno il diritto neanche di essere sepolti. E stanno lì da mesi o da anni
con un costo notevole, perché tenere refrigerato un cadavere per mesi costa, ovvio, poi oltre alle spese di manutenzione, di custodia e quant'altro, e non si fa nulla. Adesso la legge sul DNA che istituisce la banca dati del DNA anche in Italia prevede che la banca dati, è chiaro, nasce come uno strumento investigativo, certo, e deve essere il DNA prelevato ai detenuti sotto vari profili. Però c'è una norma, l'articolo 7 di questa legge, che prevede che possa essere prelevato anche sui cadaveri e sui resti cadaverici delle persone scomparse. Voi però vorreste che anche i familiari delle persone scomparse potessero donare il proprio DNA per una comparazione, ovviamente, perché è uno strumento che darebbe speranze a moltissime persone. Il regolamento di attuazione di questa legge non lo esclude. Infatti abbiamo da pochi mesi un'altra delle nostre battaglie portate avanti veramente con tanta energia, grazie anche a voi mass media, perché senza l'aiuto di voi mass media è inutile prenderci in giro, non avremmo potuto raggiungere gli obiettivi. Ognuno la sua parte. È la verità, ma è la verità, perché la voce delle persone che gridano giustizia, se non avviene tramite voi, non l'ascolta nessuno. E quindi è importante questo, perché adesso da un po' di settimane abbiamo altre due importanti novità che dico con orgoglio a tutti coloro che hanno questo problema. Cioè il primo, la possibilità di chiedere direttamente alla Procura della Repubblica o al Comando Provinciale dei Carabinieri che venga prelevato il proprio DNA, ed è stato fatto già da alcuni familiari. Sono andati i Carabinieri, hanno preso il DNA e lo hanno inserito nella banca dati per poter fare le comparazioni. Ovvio che è fondamentale, perché laddove esistono precedenti vuol dire che, come abbiamo sempre sostenuto, la legge lo prevede. Io l'ho sempre detto che non c'era bisogno di superleggi. Quindi questo è già successo in alcuni casi? Sì, abbiamo già i casi. Quindi invito tutti coloro che hanno questo problema a richiedere presso i comandi provinciali o presso direttamente la procura la possibilità, ma soprattutto presso i carabinieri, la possibilità di far sì che si rechino presso la propria abitazione a prelevare il DNA. E l'altra cosa fondamentale proprio per i cadaveri. Di recente lo SCO della polizia, lo SCO è il Servizio Centrale Operativa, cioè diciamo l'organo investigativo di vertice della Polizia di Stato, tanto che ha sede al Viminale, sta iniziando attraverso l'incrocio di dati già in proprio possesso, più quello dei cadaveri non identificati, a dare nome e cognome. Sono stati dati 3 in 10 giorni, a cadaveri non identificati in 10 giorni già 3 hanno un nome e cognome. Rispetto ai 2000, per carità, ma abbiamo iniziato quest'altra battaglia, speriamo che insomma i posteri, coloro che ci seguiranno di qui a pochi mesi, spero pochissimi anni, riescano a godere il risultato definitivo finale. E a persone come Romolo Guarnieri che trovano una difficoltà in più nel loro percorso, cioè trovarsi ad avere a che fare con istituzioni internazionali magari che vivono situazioni complicate come quelle del Venezuela in questo momento, ma penso al caso Regeni, l'Italia con l'Egitto, tantissimi casi che hanno coinvolto il nostro paese. In quel caso cosa manca, cosa bisogna ancora mettere in campo? In quel caso agli esteri, Ministero degli Esteri, c'è proprio una divisione che è retta da un ambasciatore donna, la dottoressa Ravaglia, molto brava, molto sensibile, molto competente, che devo dire la verità anche nel caso dei Guarnieri. Il nostro Ministero, lì non posso dire nulla, ha fatto tutto quello che poteva tra mille difficoltà, prima fra tutte la situazione politico-economica del Venezuela, perché sotto il profilo diciamo, delle competenze italiane l'Italia ha fatto quanto poteva fare già da tempo, ha preso degli impegni e so per certo che li sta mantenendo. E quindi per chiunque abbia problemi all'estero c'è questa divisione alla Farnesina, Ministero degli Esteri, che è possibile, ripeto, l'ambasciatrice di sicuro fino all'anno scorso era la dottoressa Ravaglia, quindi, ma comunque al di là del nome del singolo responsabile, per il solo fatto che è retta da un ambasciatore vuol dire che è una situazione presa seriamente in considerazione. Abbiamo molti casi di sottrazione di minori, cioè molti genitori stranieri sposati con italiani che si prendono i propri figli e lo portano all'estero. Questa è un'altra problematica molto diffusa, però esiste un'articolazione al Ministero che si occupa di questi casi. Nel caso dei Guarnieri, ripeto, siamo in attesa di un appuntamento dell'ambasciatore venezuelano a Roma proprio per cercare di concordare con lui le modalità del recupero, perché abbiamo gli strumenti, lo Stato, no abbiamo magari, c'era lo Stato italiano, strumenti, apparecchiature per procedere al recupero anche domani, se volessero. Hanno stanziato una somma seria come Italia. È chiaro che senza l'aiuto del Venezuela, perché siamo in acque e siamo in acque estere, però ripeto, non è che è stato negato, è che la situazione venezuelana in questo momento è di grandissima confusione, quindi ecco la speranza che l'ambasciatore ci aiuti a poter rendere attuale questo intervento da parte nostra. Prima di salutarvi, perché abbiamo veramente tanti ospiti questa mattina, volevo far salutare anche a Romolo Guarnieri. Siete rimasti uniti anche come famiglie? Sono 8 le persone che sono scomparse. Sì, abbastanza. Sì.
Siete rimasti uniti, siete insieme in questa battaglia? Sì, ogni cosa viene fatta sempre di comune accordo. Bene, io vi ringrazio di essere venuti con noi questa mattina. Subito dopo ci sarà Gilda Milani, che è la mamma di Milena Bianchi, e tutti quanti l'abbiamo conosciuta anche perché è presidente di Penelope Veneto, assieme a Stefania Bonduan, che ci racconterà una storia, la storia della scomparsa di suo padre, tra pochissimo. Grazie.